Da adempimento obbligatorio ad occasione di incontro, apprendimento e persino svago. A San Donà di Piave la Domenica Ecologica, nata per contrastare lo smog bloccando la circolazione dei veicoli inquinanti nel centro città, è diventata uno stimolo per proporre a cittadini di tutte le età attività da svolgere in maniera sostenibile e divertendosi. Vorremmo riflettere su tutto quello che riguarda gli stili di vita ed è per questo che grazie all'attività promossa dall'assessorato all'ambiente di San Donà abbiamo coinvolto diverse realtà associative del territorio che si occupano di ambiente ma anche di svago. Iniziative come le Domeniche Ecologiche sono anche un'occasione per riscoprire quel fare comunità messo in crisi durante la pandemia. È il caso ad esempio di Si riparte la parola ai giovani, un'iniziativa riservata ai ragazzi dai 14 ai 20 anni, finanziata dalla Regione, cui aderiscono 11 comuni del Veneto orientale e l'ULS 4. E si sono costituite 7 squadre che si sfideranno su temi diversi, dalla cultura al pensare la loro città, al raccontare come è stata l'esperienza del Covid. Gli 11 comuni hanno voluto mettere a disposizione un premio in denaro ai ragazzi, per cui le prime 3 squadre classificate riceveranno un premio che dovranno decidere come utilizzare. La competizione è anche sul versante ecologico e aperta a tutti con Ecoattivi, una manifestazione in cui chiunque può raccogliere punti attraverso buone pratiche come conferendo i rifiuti all'ecocentro, recandosi al lavoro a piedi o in bicicletta, ma anche prendendo a prestito un libro dalla biblioteca civica. Comportamenti virtuosi che vengono acquisiti dalle persone sul tema dei rifiuti, della mobilità, anche con dei quiz. Tutto questo consente poi di trasformare i punti in euro spendibili all'interno del distretto urbano del commercio.